Non potranno più mettere piede nei locali della zona i bulli denunciati per l'aggressione avvenuta il sabato di 2 settimane fa a Porta San Tommaso con vittime 4 coetanei. Questo è uno dei risultati immediati ottenuti dalla questura, che finora ha identificato e denunciato 7 dei responsabili, componenti del branco, 5 di questi minorenni, italiani di seconda generazione, per buona parte già con precedenti specifici. Tutti sono destinatari di avvisi orali, ma mentre per 6 c'è anche il cosiddetto Daspo Willy, per uno, l'unico non residente a Treviso maggiorenne, c'è il foglio di via. All'appello mancherebbe un ottavo elemento, la cui presenza era stata denunciata dagli stessi soggetti aggrediti subito dopo la violenza. 3 erano ricorsi alle cure mediche, il più grave con una prognosi di 20 giorni e una frattura alla mandibola, per cui è stato operato al cafoncello. Di fatto quella della questura è una stretta adottata con indagini lampo, condotte attraverso testimonianze, ma soprattutto l'uso delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata. Il branco quella sera avrebbe commesso diversi passi falsi, ritornando un'ora dopo l'aggressione consumata davanti Porta San Tommaso sul lato del Put nei locali della Movida, che si trovano invece all'interno delle mura. Da queste attività quindi 18, stando alla mappatura della polizia, dovranno stare lontani, pena la reclusione da 1 a 3 anni e multe fino a 24.000 euro. Nella nota della questura si parla di misure fondamentali per evitare conseguenze ben peggiori, ricordando come il Daspo Willy, dopo il decreto Caivano, sia applicabile anche agli under 18 quando manifestino condotte di particolare pericolosità sociale. Da qui la diffida, una vera e propria stretta in attesa di un processo inevitabile.